Alessandro Cupizza, allenatore del Centro Giovani Calciatori, come lo commenti questo 2 pari? Questa è una partita che si poteva vincere ma anche perdere. Hai detto bene, si poteva anche perdere, stavamo perdendo, abbiamo recuperato e niente, abbiamo deciso di non correre più di tanto rischi, anche perché guardando tutti i risultati in corsa abbiamo guadagnato un punto su tutte le altre squadre nostre contendenti. Cioè in certi momenti bisogna anche saper fermarsi, questa è la cosa importante. Non abbiamo perso la testa nei momenti di difficoltà, ho girato più uomini che potevo e basta, siamo contenti, è una parola un po' grossa perché 3 punti erano meglio, però io guardo il bicchiere mezzo pieno e dico che un punto è buono, anche perché ci sono stati dei risultati, quindi era importante portare un punto almeno a casa e questo l'abbiamo fatto. Un altro passo in avanti di crescita, quello che vuoi te, no? Di ragionare da squadra, da cercare di portare a casa, ecco, certe prestazioni. C'è stato il secondo tempo in cui il Centro Giovani Calciatori, se non avesse avuto, ecco, l'ingenuità di regalare, tra virgolette, la punizione di prima alla Sarzana, sembrava che fosse, ecco, nel momento in cui poteva anche portarsela a casa, no? Questa gara. Però l'hockey, come lo sport, è anche questo. Ma vedi, cioè, la squadra ha giocato di squadra, ci voleva una certa attenzione, purtroppo commettiamo, hai detto bene, delle ingenuità e le paghiamo a caro prezzo, capito? Perché fai conto che eravamo anche 9 falli a 7 e siamo andati a 9 falli pari con un po' di falli un po' più ingenui, quindi era troppo rischioso in certi momenti. E basta, va benissimo a questo punto e adesso lavoriamo per Sandrigo. Tanto l'importante è aver messo un altro punto di distacco dalle 5 dietro. Buon lavoro, in bocca al lupo.